tutti voi buona giornata, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La Corte dei Conti ha condannato Emanuela Petrillo a pagare 550.000 euro a favore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Continua invece il processo penale. L'infermiera 35enne è accusata di non aver vaccinato centinaia di bambini tra Friuli e Veneto. Prima condanna, ma in sede amministrativa, per Emanuela Petrillo, l'operatrice sanitaria trevigiana accusata di non aver inoculato vaccini a centinaia di bambini tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La 35enne, che si è sempre dichiarata innocente, dovrà pagare 550.000 euro a favore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti. Petrillo è stata anche condannata al pagamento a favore dello Stato delle spese di giustizia di 583 euro. La sentenza arriva mentre si sta svolgendo il processo penale nei suoi confronti nel Tribunale di Udine, la cui udienza prossima è stata fissata per metà dicembre. Petrillo è accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Treviso, Udine e Codroipo. Si è costituita parte civile nel procedimento anche la ASL di Treviso. Nel caso, in sede penale, a conclusione dei 3 gradi di giudizio, la Petrillo venisse riconosciuta innocente, la condanna della Corte dei Conti non avrà più valore. Focolaio Covid in una primaria di Codroipo, finiscono in isolamento 200 bambini. Il sindaco Fabio Marchetti ha disposto con ordinanza la chiusura delle classi prime e seconde della scuola primaria Fabris e Candotti nel plesso di via 4 novembre dal 2 al 10 novembre. La decisione è maturata d'intesa con il Dipartimento di Prevenzione e la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo in seguito ad un focolaio Covid che vede coinvolti diversi bambini. Positivi 2 docenti ed una ventina di alunni, in isolamento, come detto, 200 studenti. Ieri le segnalazioni della dirigente scolastica e del personale ASUFC hanno confermato diverse positività emerse proprio tra gli alunni più piccoli della primaria. Da qui la scelta di una misura drastica per evitare il propagarsi del contagio. Per gli studenti da domani scatterà la didattica a distanza, dal 9 novembre i test che si spera potranno ufficializzare la fine del contagio e dunque la ripresa delle lezioni in presenza. Nel frattempo tutti i locali interessati saranno sottoposti a sanificazione. E in tema Covid, il Friuli Venezia Giulia si trova ad essere la regione italiana con la percentuale più elevata di terapie intensive occupate da pazienti Covid. Il dato, ricordiamolo, è emerso ieri nel corso della conferenza stampa convocata a Trieste dal presidente della regione Fedriga, dal vice Riccardi. Le terapie intensive sono balzate al 10% di occupazione. Per quanto riguarda le aree mediche, l'occupazione dei posti letto è salita al 6%. Ricordiamo che il valore del 10% per quanto riguarda le terapie intensive rappresenta il valore limite, il cui superamento rappresenta uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. Le aree mediche dovrebbero arrivare al 15% di occupazione. Un leggero movimento tellurico è stato registrato all'1:16 della scorsa notte in Slovenia. La scossa di magnitudo 2,5 della scala Richter ha avuto epicentro a 1 chilometro a sud-ovest da Rovte, esattamente a 41 chilometri da Monrupino. Potrebbe essere stato avvertito anche nella Venezia Giulia. Non si segnalano danni a persone o a cose. Allarme intorno alle 2 di notte in via Diaz, in centro a Tarvisio, dove i vigili del fuoco del locale distaccamento sono intervenuti per l'incendio di una canna fumaria in un'abitazione in legno. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo fino alle 6 di questa mattina per evitare che le fiamme si estendessero all'interno dell'abitazione. Alla fine il fuoco ha danneggiato solo pochi metri quadri di tetto.
Ha cambiato volto il piazzale della stazione dei treni di Udine, con esso migliora anche l'immagine del quartiere Borgo Stazione. Sono terminati i lavori che hanno visto il rifacimento dello slargo di Viale Europa Unita, finalmente messo in sicurezza. Ha cambiato definitivamente look il piazzale della stazione dei treni di Udine. Il cantiere di Viale Europa Unita, partito il 12 maggio scorso, è stato chiuso lo scorso fine settimana, in leggero ritardo sul cronoprogramma che prevedeva il termine dei lavori a fine estate. La piazza è stata messa in sicurezza una volta per tutte. I pedoni ora possono attraversare con più tranquillità le strisce pedonali di Viale Europa. Questo soprattutto grazie alla creazione di un unico grande corridoio pedonale rialzato e illuminato, messo in evidenza con segnali luminosi, semafori, una segnaletica orizzontale migliorata e ben visibile di un percorso tattilo plantare per i non vedenti. Con il rifacimento è stata migliorata anche la viabilità del piazzale attraverso la creazione di corsie speciali dedicate esclusivamente al transito degli autobus, all'uscita dei taxi e alla sosta alla fermata di corriere e mezzi pubblici. Il risultato è davvero sorprendente. Al momento manca solo l'attivazione di nuovi semafori dotati di pulsantiera a chiamata, ma a breve saranno posti in funzione anche quelli. Un risultato che sarà sicuramente apprezzato dai cittadini in generale, ma in particolar modo dai passeggeri dei bus e dai viaggiatori diretti o in uscita dalla stazione. Quel che è più importante è stato mettere in sicurezza le migliaia di studenti e viaggiatori che ogni giorno utilizzano i servizi della zona di Borgo Stazione. Il costo totale dell'opera si aggira intorno ai 300.000 euro. Le novità del dettaglio sono le seguenti. L'area prospiciente la stazione è stata pavimentata con cubetti di porfido. Il lato destro, guardando la stazione, è stato riservato ai taxi, mentre quello sinistro ai mezzi di soccorso. Rinnovata la banchina posta al centro strada, che ora è utilizzata anche come fermata per gli autobus. Decine di interventi nella notte per maltempo in Friuli Venezia Giulia. Nell'Udinese i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Codroipo per 2 allagamenti in abitazione, per la stessa problematica anche a San Giorgio di Nogaro. Disagi di natura elettrica a Mortegliano per l'incendio di un cavo elettrico. A Torreano, a Faedis, 2 contatori sono rimasti danneggiati per gli sbalzi di tensione. In area Trieste, interventi per piante, rami finiti sulla viabilità, ancora allagamenti a Gorizia nel Friuli occidentale, problemi di mareggiata lungo la costa. E con la pioggia e il maltempo della notte scorsa è arrivata anche la neve in quota, diverse le cime imbiancate in regione dalle Dolomiti friulane alle Alpi Giulie. La neve è apparsa nelle cime che sovrastano Sappada, Forni di Sopra, Ravascletto, Sella Nevea. Le montagne più note della regione si sono dunque già vestiti con il loro abito invernale, tra queste il Canin, lo Zoncolan e ovviamente il Lussari, che state vedendo in queste immagini che sono state raccolte dalla webcam di Promoturismo FVG. La cronaca, l'accesso principale alla chiesa di Feletto Umberto in comune di Tavagnaco è stato interdetto temporaneamente per caduta di calcinacci ed elementi dal timpano superiore della facciata. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, è stata transennata una parte del sagrato nei crolli. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. Ladri in azione nella canonica della parrocchia di Sant'Antonio Abate a Sedegliano. Ad accorgersene è stato il sacerdote Monsignor Giannino Fuccaro. I malviventi hanno danneggiato la porta d'ingresso sul retro, hanno frugato ovunque senza però riuscire a rubare nulla. Il sacerdote infatti non conserva preziosi né contanti in canonica, restano i danni all'infisso che è stato forzato. L'episodio si è verificato ieri sera. 2 residuati bellici sono stati segnalati dai cittadini in zone boscose di Tricesimo e San Daniele del Friuli. Nel primo caso si tratta di una bomba a mano a forma di ananas, nel secondo caso di un proietto da mortaio risalenti rispettivamente, presumibilmente, alla Seconda Guerra Mondiale e al primo conflitto. Le aree di rinvenimento sono state delimitate e messe in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri che faranno brillare gli ordigni. È stato restaurato il murales calligrafico della Biblioteca Civica di Staranzano. Il Comune ora vuole promuovere corsi e iniziative legate al lettering e alla bella grafia.
Si rifà il look la Biblioteca Civica di Stranzano con tante iniziative per bambini ed adulti. Abbiamo organizzato adesso sia durante l'estate il mercoledì e adesso continuiamo a tutto l'inverno a presentare dei libri con proprio l'editore presente il mercoledì alle 18 e per anche rilanciare un attimo dopo questo periodo di Covid un minimo di riavvicinamento con tutta la comunità stranzanese. Abbiamo da poco restaurato la scritta calligrafica fuori dalla biblioteca comunale e che era stato un progetto iniziato nel 1995 dall'associazione Incipit che faceva sede proprio qui a Stranzano e che poi era stato restaurato nel 2005 per dargli nuova luce anche nel 2021. È una ripresa calligrafica di tutte le scritte che sono presenti nel mondo o le più famose, c'è il geroglifico, c'è il cuneiforme, c'è il romanzo e vogliamo anche in questo caso riprendere questa attività che è stata un po' abbandonata durante la pandemia e creare dei workshop durante l'anno, soprattutto in questa primavera, in modo che da ricostituire un'associazione o comunque dell'interesse nei confronti della calligrafia e anche del lettering, che è uno sviluppo appunto della scrittura che può essere anche avvicinata alla nuova street art, che sono i classici anche murales, però più indirizzati sull'uso della lettera stessa e quindi dello scrivere il nome piuttosto che qualcos'altro. Ci spostiamo adesso a Cervignano per l'apertura della stagione musicale al Teatro Pasolini. Con canti accompagnati da musiche influenzate da atmosfere jazz e mediterranee, alternate a cadenze ora malinconiche, ora amare, ora dolci e vitali, magistralmente esaltate da preziosi arrangiamenti, Elena Ledda, voce della Sardegna e della musica mediterranea, ha aperto al Teatro Pasolini di Cervignano la nuova stagione musicale organizzata dall'Associazione Culturale Euritmica, una stagione concepita come veicolo di ibridazione culturale e di coesione, dove la musica interagisce con le collettività, costruendo connessioni fra persone, spazi geografici e paesaggi sonori, a condividere momenti di vita e di memoria in cui ritrovarsi e ritrovare la bellezza ed armonia che l'arte è in grado di generare. Riapertura sipario avvenuta con poesie di Pierpaolo Pasolini, cui è intitolato il Teatro Cervignanese in commemorazione dell'anniversario della scomparsa, seguita da Amaius, titolo del menzionato concerto di Elena Ledda, esibitasi in ensemble con Simonetta Soro alla voce, Mauro Palmas alle mandorle, Marcello Peghin alla chitarra, Silvano Lobina al basso ed Andrea Ruggeri alla batteria, per un viaggio poetico nei campi della Sardegna con la singolare forza espressiva della sua voce, con cui la cantante sarda offre al pubblico struggenti ed evocative storie che trasudano passione e raccontano l'amore dell'artista per la sua terra. Un lavoro di straordinaria intensità dove l'antico e il nuovo si fondono in continuazione sulla spinta di far riconoscere alla lingua sarda un'efficacia e valore contemporaneo in tutte le sue forme espressive. Prima di chiudere un aggiornamento di cronaca, testa coda lungo la ex provinciale 1, la corsa di un mezzo da lavoro finisce sul marciapiedi, è successo stamattina attorno alle 9:15 in località Aurisina per cause in corso d'accertamento da parte dei carabinieri. Un 29enne del posto ha perso il controllo del furgone che stava conducendo e dopo alcuni testacoda ha finito la corsa sul marciapiedi causando danni solo al furgone. Nessuno è rimasto ferito, disagi per il traffico. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento sempre in diretta con A Voi la Linea. A tra poco.